Sgominata a Crotone un'organizzazione accusata di essere dedita alle rapine e dallo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha eseguito 15 arresti, 10 in carcere e 5 domiciliari nei confronti dei presunti componenti della banda. Le indagini, che hanno portato oggi al blitz denominato Golden White, sono iniziate dopo alcune rapine in gioiellerie di Crotone in cui un uomo si fingeva un cliente e subito dopo un altro armato faceva irruzione nel locale. Operazione Black Garden. Oggi nel Regino i carabinieri di Reggio Calabria e del NOE hanno sequestrato la discarica consortile di Casignana ed arrestato 4 persone, tra le quali il sindaco dello stesso comune, Pietro Armando Crinò, nell'ambito di un'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti. Notificati anche 4 avvisi di garanzia e sequestrata la società ZM che gestisce la discarica, dove finivano rifiuti non autorizzati. Inoltre bovini ed ovini pascolavano in aree contaminate da percolato. Il maltempo che sta investendo la Calabria ha causato problemi anche sul versante della raccolta dei rifiuti nelle città. A causa delle frane e degli allagamenti sono state infatti chiuse per danni le discariche di Catanzaro e Pianopoli, dove confluiscono i rifiuti di diversi comuni calabresi. I disagi cominciano ad essere avvertiti in altre realtà urbane. Anche per il comune di Vibo Valentia è stato imposto il divieto di conferire rifiuti. Avrà luogo domani e dopodomani l'esercitazione nazionale di protezione civile Calabria 2011, che prevede la simulazione di un grosso terremoto sul territorio calabrese. L'esercitazione è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con la Regione Calabria, con il coinvolgimento delle province, prefetture calabresi e dei comuni. La simulazione, presentata nel Palazzo del Governo di Crotone stamattina, prevede il 25 novembre iniziative rivolte alle scuole, mentre il 26 è dedicato alla fase esercitativa vera e propria che si svolgerà presso l'aeroporto.